Signori, buongiorno. Oggi è una trasferta strana per Driving the Future. Siamo in un posto che noi amiamo molto, per una cosa che quasi amiamo anche di più. Siamo a Fiera di Primiero per il, aspettate che me lo rileggo, l'Eco Dolomites GT 2021. Detto anche Codolomites, facciamo anche all'internazionale, è lo stesso. Io ho fatto un mese in Inghilterra, ma non ha avuto grandi frutti, come si può vedere. Guido dall'altra parte. Dai, sì, guidare dall'altra parte qui sarebbe un grosso casino. Anche se mi è capitato di guidare in Inghilterra macchine con la guida a sinistra, e quello era il casino vero. Ma a parte quello, noi siamo qui per partecipare alla gara, non oggi naturalmente, perché la gara sarà tra qualche giorno, e siamo qui con Mario Montanucci Pignatelli. Mario, detto anche Mario, Lucio, per farci raccontare come sarà la gara, che vorrei ricordare è valida per il campionato del mondo, per FIA Rally. Sì, assolutamente, diciamo non è proprio un vero e proprio campionato del mondo, ma una coppa internazionale FIA Rally Regularity Cup, che comunque è la massima espressione di quello che facciamo. Si tratta di una kermesse di gare di regolarità e consumo per vetture elettriche, e ospiteremo anche, oltre alla chiusura di questo campionato internazionale, la chiusura del campionato italiano AC Sport Green Challenge Cup. La differenza tra i due è che nel primo sono ammesse vetture elettriche e si tratta di una gara di regolarità e consumo, mentre il secondo è una gara di regolarità nella quale oltre alle vetture elettriche sono ammesse anche vetture GPL, metano, biometano e ibride. Okay. La gara sarà quando? La gara sarà dal 25 al 27 novembre prossimi venturi, quindi benissimo, a stretto giro, e ci si potrà iscrivere fino al 19 novembre. Tutte le informazioni di merito sono presenti sul sito, che è ecodolomitesgt o ecodolomitesgt.org. Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi, perché mi hai parlato di FIA, valido per la Coppa FIA, ma vorrei ricordare che è un ritorno della Coppa FIA a Fiera di Primiero San Martino, perché nel 77 l'ultimo anno in cui fu disputato, e quando Sandro Munari vinse la Coppa FIA Piloti, era il mondiale prima del mondiale di Rally VRC, era disputata a San Martino di Castrozza. Assolutamente sì, ti dirò che anche qualche rally di San Martino di Castrozza, diciamo quello principale che viene fatto qui in valle, meraviglioso rally di velocità, è stato anche una gara valida per la Coppa Rally del quadrante di riferimento anche negli ultimi anni, sì. Diciamo. Quindi c'è stato anche quest'altro ritorno successivo della FIA, e anche noi stessi abbiamo organizzato negli anni passati, nel 2015 l'ultima volta, una gara valevole per la omologa Coppa FIA. Allora si chiamava Coppa FIA, sì. Energie Alternative. Okay. E mi piace ricordare che da queste parti è nato un po' quello che noi conosciamo come moderno green racing, perché noi fummo i primi nel 2005 insieme alla San Martino Corse ad aprire con delle safety car alimentate GPL, metano, bioetanolo, biodiesel e una vettura ibrida, aprire e chiudere con delle safety car l'allora 25esimo Rally Internazionale di San Martino di Castrozza e Primiero, e da lì fu regolamentato quello che è diventato, diciamo, il mondo degli eco-rally, che sono nati nel 2006 con Roma San Marino. Sì. E mi piace dire che è la stessa commissione FIA di riferimento, siamo nello stesso ambito della Formula E e della Formula Extreme E, certo, che sono nate in conseguenza di questa esperienza che abbiamo rappresentato sin dal principio, che stiamo cercando di far continuare. Che poi mi raccontavi anche prima, dopo a pranzo, che in realtà ti è capitato anche di condividere il ruolo di apripista con un signore che si chiamava Miki, che partiva dietro di te. È stato divertentissimo, immagino. È stato divertentissimo perché Miki, che ho conosciuto anche in altri ambiti, come una volta a Roma al Master in Motorsport Management della Louis Business School, fu divertente perché avevo una Toyota Celica Carlos Sainz del 92, che era una nostra vettura, diciamo, di punta, alimentata a GPL bioetanolo, che apriva, e quindi di certo fu qualcosa di particolare per Miki vedersi la macchina di Carlos davanti, anche se ovviamente guidata in maniera indegna. No, però sai, sono felice perché l'idea che vuoi trasformarsi in una macchina a bioetanolo, un delta integrale, francamente avrebbe fatto molto male. Ma diciamo che mi ha detto la stessa cosa anche da Carlos Sainz. Come ti ha fatto male anche per sapere di una Carlos Sainz modificata a GPL bioetanolo? Ok, qualche notizia sulle prove?
Ma sulle prove, innanzitutto, chi si iscriverà a questa manifestazione frequenterà un mondo di montagna anche piuttosto estrema, autunnale e fine Sì, autunnale. bellissima montagna adesso. Quindi è bellissima montagna, però si andrà dalla possibilità di avere una situazione, diciamo, variabile e piovosa in maniera anche piuttosto estrema alla possibilità di incontrare situazioni nevose. Quindi mi raccomando a chi si iscriverà a questa manifestazione di avere vetture dotate di coperture invernali, meglio se termiche e lamellari, assolutamente. Fondamentale in un ambiente del genere. Dato che stamattina mi sono reso conto che passando in una zona in ombra c'erano 3 gradi e mezzo e si vedeva ghiaccio sull'erba, Assolutamente. contro gli 8-10 gradi che c'erano dove non c'era ombra, quindi fondamentale l'utilizzo di coperture termiche. Cosa importantissima è la facilità di iscriversi a questa manifestazione. Basta avere una vettura omologata, road legal, quindi omologata nella normale circolazione stradale, essere in possesso di un certificato medico per ciascuno, per il driver e il co-driver. Fatto? Bravo. Il vecchio sano di costruzione che adesso si chiama attività sportive non agonistiche. Me l'ha chiesto il medico ieri. Contattando l'organizzazione saremo noi in modo di darvi le licenze che vi servono provvisorie definitive, comunque sia un investimento che vale 40-50 euro se siete, diciamo, non italiani o cittadini italiani, questa è l'unica differenza. Faremo quella. Alla manifestazione ci sarà una procedura di protezione dalla pandemia, quindi ci sarà un Covid manager, bisognerà ovviamente rispettare dei regolamenti, dei dettami di quelle che sono le procedure di riferimento, quindi chi non è in possesso del Green Pass dovrà fare 48 ore come la normativa e noi abbiamo tutta una struttura per venirvi incontro sotto ogni punto di vista, insomma. Fatti da poi direttamente? Quasi. Abbiamo fatto una convenzione qui in valle per cui possiamo dare un tampone all'arrivo e uno 48 ore dopo, per cui siamo organizzati anche in questo, assolutamente. Sì. La cosa in questo periodo diventa particolarmente interessante per chi dovesse averne bisogno. Assolutamente. Mi piace ricordare una cosa, che noi daremo i trofei, come abbiamo fatto nel 2019 l'ultima volta, dei trofei ricavati dagli alberi spezzati dalla tempesta Vaia nel 2018. Sì. Quindi ricordiamo anche un po' questa cosa, saranno anche a forma di dolomiti sotto vari punti di vista e realizzati dal bravissimo maestro Zeni, che è molto bravo nel suo lavoro di artista, e per ricordare anche quello che è un po' un effetto locale che viene ritenuto collegato al cambiamento climatico, e quest'anno ci sarà anche un ricollegamento proprio sul trofeo a quella che è l'emergenza pandemica, che per noi comunque sia un passaggio epocale sotto vari punti di vista. Questo trofeo ha sempre su di sé, come posso dire, le nostre righe, no? I passaggi della nostra vita, sempre ricordi di quelli che sono gli scenari che cambiano, che noi vogliamo un attimo mettere all'evidenza l'attenzione di chi partecipa a queste iniziative. Ok, grazie Mario. Noi volevo ricordare, saremo alla partenza con una Leaf 40 kWh che ci ha data fornita da EV Next, e quindi l'appuntamento per noi è da mercoledì 25, se non ricordo male, mercoledì 24 sera, arriverete sì? 24 sera, e le verifiche saranno già a partire dalla mattina di giovedì 25. Si parte la sera con una prova serale, diciamo, non proprio notturna, quindi se lo sai tu dobbiamo sapere gli altri. A casa non gli ho detto. Io questo signore non passo alcuna informazione che non sia pubblica. Quindi... No, io ho detto quello che c'è sotto a me da tempi di distanza, che è sì. Assolutamente il riferimento ufficiale. Allora sì, infatti faremo comunque un'informativa a riguardo, perché per motivi, diciamo, tecnici probabilmente rimanderemo la partenza di un paio d'ore, perché c'è il passo Procon che riapre il 17, con causa forza maggiore. Si può scegliere così o così. Ok. Esattamente. Mario, grazie di tutto. Grazie a te, Lucio. Allora, appuntamento per il giorno della gara. Grazie. Ciao Carlo. Ciao. Da Fiere Primiero, grazie di essere stati con noi.